si faceva la fiera già da millenni. Ecco, l'importanza di avere dei giovani, dei bimbi qua in Antica Fiera, ne abbiamo anche come soci dell'Antica Fiera moltissimi, perché noi abbiamo famiglie all'interno dell'Antica Fiera, e questo è, come si suol dire, un tramandare alle nuove generazioni di far capire com'era la nostra storia, perché è con la nostra storia che possiamo proseguire. Senza la nostra storia non possiamo guardare sicuramente il futuro. Devo dire che la gente ormai sono affezionati a noi, sono 25 anni che le facciamo. L'anno scorso abbiamo ripreso un po' in timidezza con tutte le restrizioni del caso, ma quest'anno insomma abbiamo aperto, ci hanno consentito di aprirla del tutto, e quindi tutti gli spettacoli, tutta l'organizzazione al completo, insomma, ecco. Abbiamo spettacoli continuativi naturalmente, e gli spettacoli finali sono proprio quelli alla grande, con lo spettacolo dei cavalli verso le 18:10, e poi alle 18:40 avremo le fontane danzanti, quindi fontane danzanti con musiche da film medievali, e con Carmina Burana dentro come musica, e queste fontane che vanno in alto fino a quasi 30 metri con giochi di luce, fuoco, eccetera. Beh, allora le difficoltà sono enormi, grandissime, chiaramente sono aumentate dopo il Covid, ma insomma ce le facciamo lavorando tutto il tempo dell'anno. Un ringraziamento chiaramente devo assolutamente dirlo a tutti i nostri soci, ma al gruppo, al grande gruppo, non grande ma sono grandi come persone, che hanno lavorato 5 settimane per allestire tutto questo campo. Inoltre devo dire un nostro fiore all'occhiello, le 40 associazioni che collaborano con l'Antica Fiera per portare tra i 400 e i 500 persone che servono per tutta l'organizzazione in questi 2 giorni.